morire per un ordigno conficcato in un appartamento veramente è inverosimile, è inverosimile. Non trova pace la comunità di Stoccareddo dopo la morte di Riccardo Baù, ucciso da un'esplosione giovedì mattina mentre aiutava il padre e il fratello in alcuni lavori di muratura nella loro abitazione di via Colfuste. Un tubo che nascondeva al suo interno dell'esplosivo, quello tagliato accidentalmente da Riccardo, un'amara sorpresa che il trentenne ha pagato con la vita. Quello che è accaduto al giovane Riccardo Baù è veramente ha dell'inverosimile, inverosimile perché chi va a pensare, chi va a immaginare che in una casa come quella purtroppo dove è accaduta questa tragedia fossero annidate ben 2 bombe. 2 bombe, o meglio 2 torpedi Nebettica, potenti ordigni della Prima Guerra Mondiale, che ora lasciano l'intera frazione di Stoccareddo col fiato sospeso. Qui adesso c'è da mettere in sicurezza in primis ovviamente quella casa togliendo l'altra bomba e soprattutto capire quanto questa vecchia usanza sia oggi ancora letale all'interno di alcune case di Stoccareddo. E adesso diventa un problema capire come monitorare e mettere in sicurezza tutte quelle abitazioni risalenti a quel periodo che magari potrebbero essere ancora oggi interessate con qualche bomba all'interno, perché veramente non si può morire in questo modo.